seguito alla scoperta del rapporto sulla valutazione ambientale strategica, il Comitato No Nuclei No Scorie, per intenderci quello grazie al quale si è votato in Sardegna in un referendum nel 2011 contro la possibilità di accettare le scorie radioattive italiane, ha ufficialmente reso noto il comunicato stampa. Vi leggiamo alcuni passaggi. Occorre mobilitazione e bardania. La minaccia radioattiva incombe ancora sulla testa dei sardi. La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale, VAS, ha concluso i lavori e con un documento di 156 pagine del 4 agosto 2025, pubblicato il 21 agosto, ben nascosto nelle pieghe del procedimento e da noi del Comitato No Nuclei No Scorie scoperto qualche giorno fa, abbiamo preso atto che la minaccia radioattiva incombe ancora sulla Sardegna. Dalla stessa VAS si viene a sapere che l'insularità e i trasporti marittimi non sono più fattori di rilevanza discriminante e non sono più ostativi per la localizzazione del deposito radioattivo, non se ne terrà più conto. Abbiamo capito lo scellerato ragionamento del ministro e della Sogin. Si vogliono creare le condizioni per far cadere la spada radioattiva in Sardegna. Quegli escrementi vanno allontanati dalla loro bella Italia, non intonano con la Cappella Sistina e con la cupola del Bernini, vanno portati nella discarica coloniale dello Stato, lì dove hanno sparso l'uranio impoverito e il torio delle loro simulazioni di guerra e dove si scrive il destino di morte di coloro che vengono uccisi con le bombe che con il ricatto occupazionale fabbricano in Sardegna. Sappiate che così non sarà. Quelle vostre scorie in Sardegna non entreranno perché siamo pronti a tutto. I sardi hanno detto no, sono andati alle urne, per dirlo in modo più chiaro e forte, e non permetteranno che il loro territorio sia compromesso per sempre dalle scorie delle vostre scellerate scelte radioattive, come non permetteranno di essere bardanati dagli speculatori dell'energia eolica e solare ai quali avete aperto le porte della nostra terra. Saremo in piazza per nuove no nuclei die, chiameremo il popolo sardo alla rebellia.